C'era un pallone che rotolava tra i sogni e polvere, una maglia rossa azzurra come seconda pelle da difendere. Non era solo un gioco, era un destino già segnato, un ragazzino veloce che al fischio d'inizio si è innamorato. Hai corso chilometri sotto il sole di questa città, tra il fumo dell'Etna e la voglia di libertà. Non importa se il fango sporca le scarpe ed il cuore, chi ama davvero non conta le ore e il dolore, perché la vita è una partita che non finisce al 90°, ma è restare fedeli a un eterno battesimo. Una vita in campo tra sudore e gloria, scrivendo con impegno i versi di una storia. Bandiera nel vento che non si ferma mai, come il cuore che batte nel petto degli eroi. Sei capitano, insegna ai ragazzi a sognare, perché un vero campione non sa solo segnare. Poi il tempo si ferma, ma non si ferma il ricordo. Negli occhi dei piccoli hai trasmesso l'orgoglio e quella passione per diventare grande un giorno. Sai, dicono che la morte sia un fischio finale, ma chi ha vissuto in campo rimarrà reale. Resta lì nel grido della curva, negli occhi della gente che, guardando il cielo, ricorda quel guerriero. Una vita in campo tra sudore e gloria, scrivendo con impegno i versi di una storia. Bandiera nel vento che non si ferma mai, come il cuore che batte nel petto degli eroi. Sei il capitano, insegna ai ragazzi a sognare, perché un vero campione non sa solo segnare. C'è una luce che brilla sopra il Cibali stasera, un uomo, un simbolo, una bandiera vera. Riposa guerriero, il tuo gioco eterno, la tua voce risuona e risuonerà nel tempo. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia.
nella gara d'andata ogni equilibrio è rimasto sospeso. Il discorso qualificazione è completamente aperto. 90 minuti, forse di più, per stabilire chi continuerà il cammino e chi invece vedrà spegnersi il sogno. Oggi arriva il Luzzi, formazione che non sta certamente passando un bel periodo, ma che nonostante tutto possiede la forza di potersela giocare, come ha già dimostrato una settimana fa, dove ha messo in campo solidità e cuore. Lo Sciacca risponde davanti al proprio pubblico, spinta da una piazza calda, passionale, che vive il calcio come estensione della propria identità. Qui a Sciacca non c'è più margine di errore, non è più tempo di calcoli, non è più tempo di attese, è dentro o fuori. È una giornata che pesa, che brucia, che può diventare storia. Qui a Sciacca si decide tutto, è veramente tutto pronto che la battaglia abbia inizio. Dallo stadio Luigi Riccardo Currera, buon pomeriggio da Enrico Januario. Questa è Unitas Sciacca Calcio di B-Rosso-Blu Città di Luzzi, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Opta per il lancio lungo con le mani verso il centro dell'area di rigore, colpo di testa allontanare di Denisi, poi Moser anticipa il suo avversario, Licata con la testa, poi Mangiaracina dal limite, parte il tiro! Pallone fuori di pochissimo, ma Sciacca subito pericoloso al secondo minuto con Mangiaracina. Alla fine lo Sciacca perde il pallone, attenzione a questo contropiede del Luzzi con Azinaro, siamo sulla tre quarti, il passaggio verso Mosciaro, il tiro e Lenza il rallo sulla linea, allontana. Proteste dalla panchina del Luzzi per un presunto tocco con il braccio da parte di Rallo. Si prosegue però, Filidoro, Boscaglia, siamo al limite dell'area, poi torna indietro, ma che occasione questa per il Luzzi al terzo minuto. Intanto attenzione a questa azione dello Sciacca, Mangiaracina rientra su sinistra, attenzione al contatto, non c'è nulla secondo l'arbitro. Ho tanti dubbi, gioco di gambe di Mangiaracina. Io credo che qui c'erano tutti gli estremi per poter concedere il calcio di rigore. Nel gioco con le mani di Bruno, colpo di testa lontana di Pirsi, poi la rovesciata! Che gol incredibile! Mosciaro, un gol stratosferico. Passa in vantaggio il Luzzi, Mosciaro gela il Gurrera al 12°. Aspettiamo solamente il fischio dell'arbitro che arriva proprio in questo istante. La rincorsa di Licata, il cross con il mancino sul secondo palo, attenzione a questa traiettoria, Bruno, il pallone è uscito fuori, si ripartirà da un calcio d'angolo per lo Sciacca. Dunque calcio di punizione per il Luzzi quando siamo al 19° del primo tempo, 1-0 per gli ospiti, con il gol di Mosciaro che proprio adesso prende la rincorsa, il tiro con il destro deviato, vediamo se Lenzetti tiene il pallone in campo, non ce la fa, si riparte da un calcio d'angolo per la squadra di Rosario Salerno. Garufo, prima attenzione per Licata che si fa anticipare da Filidoro, poi Garufo recupera nuovamente il pallone, riparte lo Sciacca, riparte Caternicchia che oggi sta giocando nel ruolo di mezzala destra, poi Daleo, finta di cross, rientra sul sinistro, poi ancora sul destro, ancora Daleo, prende il fondo, il cross, Garufo dal limite, il tiro troppo alto, riparte lo Sciacca in contropiede con questo lancio lungo di Licata, Daleo, ottimo il controllo di Daleo, entra dentro l'area di rigore, Daleo, attenzione! Si allunga troppo la sfera, il pallone termina sul fondo, dunque rinvio da parte del Luzzi. Ci vuole più attenzione, come l'ha avuta Boscaglia che ha anticipato nettamente Licata. Attenzione a questa ennesima ripartenza del Luzzi con Mosciaro, salta secco Moser dentro l'area di rigore, Mosciaro il cross e poi sotto porta Azinaro, ha sciupato un gol praticamente fatto. Morleo sbaglia ancora una volta il passaggio, Morleo poi recupera Garufo, lancia in avanti Caternicchia, la posizione è ottima, il cross di Caternicchia, attenzione Licata al volo con il mancino, forse ci sta un tocco con la mano, si prosegue, dice l'arbitro, ancora Licata, poi tenta questa conclusione, nessuna deviazione, pallone altissimo, si ripartirà da una rimessa dal fondo per il Luzzi. Il cross di Mosciaro verso Denisi, allontana con la testa Moser, può ripartire lo Sciacca, vediamo se Mangiaracina ci arriva, non ci arriva, ma non rischia nulla Mosciaro.
bandierina il numero 10, il cross con il destro, attenzione, colpo di testa a rete, raddoppio del Luzzi. Il gol, se non ho visto male, è di Miceli, incredibile al Burrera, raddoppio al 43esimo della città calabrese. E io penso proprio che all'intervallo Bruccoleri per forza dovrà cambiare qualcosa. Concialdi dentro l'area di rigore, Concialdi c'è vicino a lui da Leo, non lo serve il cross di Concialdi, attenzione, arriva sul secondo palo, Morleo in testa, miracolo del portiere, incredibile. Entra sul destro, il cross di Concialdi, attenzione, la traversa di Mangiaracina e ci si mette di mezzo anche la sfortuna. Rallo, il tiro con il mancino completamente sballato. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, il cross di Concialdi, la spizzata di Rallo, attenzione, dentro l'area di rigore Moser preferisce tornare indietro, ancora una volta da Concialdi, il cross questa volta con il mancino, attenzione alla testa di Pirse, Garufo, il rinvio di corno verso Azinnaro, Cadernicchia con la testa, Licata di prima intenzione verso Mangiaracina, vediamo se arriva sul pallone, ce la fa Mangiaracina, però sbatte su Boscaglia, poi allontana la difesa del Luzzi. Attenzione, contatto in area di rigore, incredibile errore di Elezai e ci sarà un calcio di rigore per il Luzzi e rosso per il portiere dello Sciacca, clamorosa disattenzione dell'estremo difensore neroverde. Dunque calcio di rigore per il Luzzi e adesso Rizzuto è chiamato a rendersi subito protagonista. È tutto pronto, 12° minuto del secondo tempo, calcio di rigore per il Luzzi, fallo con tanto di espulsione danni di Elezai su Mosciaro. Aspettiamo solamente il fischio dell'arbitro. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, Azinnaro, il tiro, rete, 3-0 per il Luzzi al 13°. Intanto Concialdi, siamo al limite dell'area, rientra sul destro, poi sul sinistro, poi fermato, ricomincia da Garufo, fallo su di lui, punizione per lo Sciacca. Il cross arriva adesso di Concialdi, Morleo al volo verso Moser, pallone lungo, però ancora in possesso dello Sciacca, rimette in mezzo Moser, Pirse di testa, alto di poco. Garufo, il cross, attenzione, Pirse di testa verso Mangiaracina, ma c'era fuori gioco da parte di Luciano Pirse, mi sembra effettivamente troppo libero. Incredibile, palo colpito fino all'ultimo da Mangiaracina. Una partita veramente sfortunatissima. Tiro altissimo da parte di Rane, se non ho visto male. Leta, nuovamente Boscaglia, superiorità numerica del Luzzi, dentro l'area di rigore di Rane, viene esteso Garufo, calcio di punizione per lo Sciacca. Attenzione, Moser perde una palla velenosissima, Catania dentro l'area di rigore, passaggio verso Filidoro, Rizzuto. Moser per Guadagnoli, Calagna, 49°, il cross di Calagna, Guadagnoli di testa, pallone alto di poco, occasione, l'ennesima per lo Sciacca, mancano veramente pochi secondi al triplice fischio. Aspettiamo solamente l'arbitro a decretare la fine del match. Possiamo già fare commenti, lo Sciacca, ecco. È arrivato proprio adesso. Dice addio alla Coppa Italia. Peccato veramente, non ci resta altro che commentare le partite
del campionato da qui fino a fine aprile, speriamo anche un po' oltre, perché con i playoff si andrà anche a maggio. Complimenti al Città di Luzzi, complimenti, lo ribadisco ancora una volta, a tutti gli abitanti e ai colleghi calabrese, e auguriamo insomma una buona fortuna per il proseguo di questa stagione. Grazie per aver seguito insieme a noi il match tra Unitas Sciacca Calcio e Città di Luzzi. Una buona serata da Enrico Januario e forza Sciacca! L'importante era vincere, portare 3 punti a casa, mantenere la classifica attuale. Anzi, guardando i risultati degli altri campi, penso che abbiamo guadagnato altri 2 punti in base ai pareggi di Alcamo, il pareggio casalingo col Partinico e il pareggio tra Margheritese e Marineo. Oggi abbiamo disputato una buona gara. Tra l'altro tutte le partite ormai sono diventate difficili per noi, perché ogni squadra ci affronta con un agonismo esagerato, diciamo, perché incontrano la prima della classe e magari raddoppiano le forze per crearci problemi. Però i ragazzi oggi, andando anche in svantaggio, hanno cercato di giocare, fraseggiare, e con un possesso palla meraviglioso abbiamo rimontato la gara. Tra l'altro devo notare che ritorna al gol Rosario Genova, giustamente il nostro bomber, per noi è salutare, perché avremo delle altre partite e per noi è una pedina fondamentale che è tornata al gol. Abbiamo cercato di costruire una squadra completa in tutti i reparti, avendo 2 pedine per ogni ruolo. Quindi oggi i ragazzi lo hanno dimostrato in campo, chi è andato in campo ha sfruttato al meglio la possibilità di giocare, così facendo mettono in serie difficoltà anche il mister, perché chi gioca meno giustamente ha fame di giocare. L'avevo detto in settimana che il Terrasini non veniva qua a fare la vittima sacrificale. Il primo tempo abbiamo sofferto, abbiamo palleggiato tanto, ma palleggiare non significa portare sempre a casa il risultato. Poi il secondo tempo siamo stati anche spreconi con Namio, perché abbiamo forzato le giocate dove bisognava essere più lucidi, però alla fine penso che il risultato sia meritato e che io parlo sempre di percorso. Voglio estraniarmi da questo tipo di discorso classifica, eccellenza, perché devo essere concentrato durante questa settimana come preparare la trasferta a Salemi, che è difficilissima, quindi per noi è un percorso importante. Sono soddisfatto e sono contento soprattutto per il pubblico, perché nel primo tempo, quando siamo andati sotto, ci ha spinto per la rimonta e quindi un obiettivo, dicevo a Luigi Monreale, lo abbiamo centrato quest'anno. Oltre a quello che sarà poi l'epilogo del campionato, abbiamo creato quel senso di appartenenza che un po' nel tempo si era persa ad Aragona, e di questo ne vado orgoglioso. Abbiamo vinto con qualità, perché mettendo 4 punte in campo, perché Sclafani, Namio, Pirrotta e Genova poteva far pensare a una squadra a trazione anteriore. Hanno segnato tutte e 3. Faccio un plauso a Genduso, che è entrato bene, ma questa squadra ha dimostrato Graceffa, c'è una menzione per Graceffa, perché oggi, sai Davide, non è quelli che giocano che devi portare alla tua parte. Riferimenti importanti nel mio spogliatoio sono Palumbo, Vullo, Graceffa, gente che oggi ha poco minutaggio, sembra vivo,
però che nell'equilibrio dello spogliatoio e nell'economia della squadra sono i principali protagonisti, perché sono quelli che riescono a mantenere un equilibrio inalterato dello spogliatoio, e di questo voglio pubblicamente ringraziare i ragazzi, oltre tutte le persone che si spendono per l'Aragona Calcio, perché è giusto non solo menzionare Rizzo, Maligno, Monreale, ma qua c'è un'organizzazione, tutti che lavorano H24 per il bene dell'Aragona, e di questo ne vado orgoglioso. Sì, oggi abbiamo messo un altro, diciamo, mattoncino, era importante vincere, l'abbiamo fatto, nonostante non siamo stati magari belli come le altre volte, però ripeto, quello che conta a questo punto è fare punti, le partite accorciano, e quindi siamo contenti del risultato. Nonostante la classifica, devo dire che abbiamo incontrato una squadra che è organizzata, che non molla, tant'è che siamo andati in svantaggio, però siamo stati bravi, lucidi, e l'abbiamo ribaltata, con l'aiuto anche del nostro pubblico, che comunque, nonostante eravamo sotto ci ha sostenuto. Ma sinceramente sono contento sia per quello che sto facendo e per quello che sta facendo soprattutto la squadra. Io se faccio bene è anche merito dei miei compagni, dello staff, di tutto l'ambiente che comunque mi fa stare bene, e questo è una cosa che ringrazio i miei compagni, un po' tutti, perché senza di loro questo non sarebbe possibile. Al Pietro Cangemmi di Torregrotta i rossoblù di mister Giannicola Giunta tornano davanti al proprio pubblico dopo il prezioso blitz esterno sul campo dei Galati Mamertino, successo che ha rilanciato le ambizioni della formazione torrese di fronte a una polisportiva Nicosia in evidente stato di forma, reduce dal perentorio 5-0 inflitto alla nuova rinascita nell'ultimo turno, un'affermazione netta che conferma solidità e qualità dell'organico ospite. La classifica fotografa due situazioni differenti: Nicosia sul terzo gradino del podio con 44 punti, pienamente inserita nella corsa alle posizioni di vertice, Torregrotta ottavo a quota 28, chiamato a dare continuità per accorciare sul gruppo di testa. Prima occasione marca Nicosia con Lopez che ci prova dalla distanza, ma il suo tiro termina abbondantemente alto. Al 17esimo Nunez apre a sinistra per Dos Pazos che va col destro a giro, la sfera sbatte sul palo, carambona su Campanella che insacca per il vantaggio ospite. Al 23esimo arriva anche il raddoppio, angolo dalla destra di Dolce e Spindola è lasciato solo alla difesa torrese, colpisce al volo, raddoppio della polisportiva Nicosia, che è l'occasione di triplicare con Dos Pazos che premia l'inserimento di Lopez, decisiva l'uscita di Campanella che mette in corner. Un minuto prima della mezz'ora Isgro sulla destra si accentra, serve Bonasera che scarica un sinistro micidiale, gran gol del numero 4 torrese che accorcia le distanze. Il Torregrotta e mister Giannicola Giunta rientra in partita. Al 31esimo intanto azione in solitaria di Lopez che va sulla sinistra in percussione, entra in area di rigore, calcia, blocca l'estremo difensore torrese Campanella. Al 42esimo Spadaro alza il pallone in zona Isgro, il 7 controlla, trova una traiettoria perfetta da posizione defilata, pareggio torrese.
un tiro cross che sorprende l'estremo difensore ospite. 2-2 ristabilita la parità del punteggio al Pietro Cangemi. Ultima emozione nella prima frazione di gioco con l'angolo battuto corto, Isgro va da Spadaro che mette un cross in mezzo sul quale Ferlazzo non arriva per un soffio a deviare in rete. Tramonta sul 2-2 un rocambolesco primo tempo al Pietro Cangemi. Passiamo allora con il montaggio a cura di Anthony Raffa a quanto accaduto nella ripresa. 8 minuti al rientro in campo delle formazioni. Lopez stoppa un pallone vagante, salta, un uomo ci prova con il destro, pallone al lato di pochissimo. Ancora pericolosa la polisportiva Nicosia al 61esimo, Dos Pazos crossa in mezzo per uno scatenato Lopez, Campanella ci mette una pezza e manda in angolo. Dal corner che ne segue Dolce ancora cerca Lopez che tenta l'acrobazia, blocca in due tempi l'estremo difensore torrese. Inizia la girandola di campi con Impalà che rileva Morabito, poco più tardi tocca a Guerrera per Sciliberto all'80esimo, ancora pericolosi gli ospiti, piazzato in Nunez in zona Tonie che di testa manda al lato. All'83esimo Palestini sulla destra mette in mezzo per Espindola che sciupa clamorosamente. 84esimo scampoli di gara anche per Mangano che rileva il compagno di squadra Spadaro. Il Torregrotta ha l'occasione per portare a casa i 3 punti con la conclusione di Mondo però larga sul fondo. E allora l'ultima emozione di questa sfida è di marca polisportiva Nicosia, cambio gioco verso Baldanza che controlla e calcia con il destro, blocca l'estremo difensore Campanella. Nel finale scampoli di gara anche per Arrigo che rileva Isgro, non accade più nulla, cala il sipario al Pietro Cangemi, pari e patta tra Torregrotta e Polisportiva Nicosia. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Conoscete la favola di Pinocchio del Campo dei Miracoli? Quella dove il gatto e la volpe lo convincono a sotterrare le monete d'oro per farle crescere come un albero. Ecco, tutti sanno che era una fregatura. Io invece voglio raccontarvi di un altro Campo dei Miracoli, uno vero, dove non crescono alberi di monete d'oro, ma qualcosa di molto più prezioso. Un campo dove le gambe dei calciatori si tingevano di rosso quando pioveva. Un campo dove mia nonna segnava gol impossibili. Un campo morto e sepolto che è tornato a vivere. La nonna dice sempre che i miracoli succedono quando meno te li aspetti. Ma io ho imparato una cosa diversa. Sono il risultato di tanta gente che lavora insieme per lo stesso obiettivo, come una squadra, dove tutti sono importanti. Ma aspettate, per capire davvero questo miracolo, devo raccontarvelo dall'inizio. Sedetevi comodi. Questa è la storia del nostro Campo dei Miracoli. Io mi chiamo Sara e ho 12 anni. Vivo ad Augusta, in una piazzetta dove il rumore del pallone rimbalza ogni pomeriggio sull'asfalto. Ma tutte le volte che mi avvicino, i ragazzi mi dicono che il calcio non è per femmine. Quel giorno ci ho provato lo stesso. Mi sono fatta coraggio, ho fatto anche 2 palleggi perfetti, ma niente. Torna a giocare con le bambole, mi hanno detto. Quando sono arrivata a casa della nonna, ero distrutta. Non le ho detto niente, ma le nonne hanno i superpoteri, vedono tutto. E allora, con la faccia innocente di chi trama qualcosa, mi ha chiesto di riportarle in soffitta la scatola degli addobbi di Natale. Però mi raccomando, non toccare niente. Soprattutto il baule grande, quello vicino alla finestra. Ora, voi cosa avreste fatto? Cavolo! Il cuore mi si è fermato. Una squadra di calcio, tutta femminile, e al centro una ragazza che mi somigliava da morire. La nonna! Sono storie vecchie, Sara. Giocavi in una squadra di calcio e non mi hai mai detto niente. Cose di 50 anni fa. Raccontami, ti prego. Quando giocavamo al Fontana e pioveva, le nostre gambe si tingevano di rosso. Solo dopo abbiamo capito. Capito cosa? Era pirite, scarti industriali. Ci allenavamo su quel campo e non lo sapevamo. E nessuno ha fatto niente? L'hanno chiuso. Fine. E Augusta non ha più avuto un campo di calcio. Ci è voluto un po' per capire di cosa stava parlando. Non sapevo che quella discarica all'ingresso della città fosse un campo di calcio.
Ora volevo sapere tutto su quel campo. Allora ho preso il mio telefono e ho iniziato a intervistare tutti quelli che potevano raccontarmi la sua storia, o che avevano un ricordo, un rimpianto, un sogno. La prima squadra nacque nel 1908, quando nasce un primo campo sportivo nel cuore di Augusta, ai giardini pubblici. Mi viene qui tra le mani un fascicoletto del giugno del 70 che annuncia con grande soddisfazione che ad Augusta nascerà un campo sportivo e a partire dagli anni 70 diventa quindi luogo di aggregazione della città. Vivevamo in quel periodo un altro tipo di società, non c'era internet, non c'erano i social. La comunità di una città si riuniva al campo sportivo e si sentiva parte integrante attraverso i colori della propria squadra locale. Già la domenica mattina, quando passavamo dal campo Fontana e vedevamo le bandiere, i vessilli nero-verdi, quelle bandiere rappresentavano una comunità che si riuniva attraverso una partita di calcio. Ero un ragazzino che andava a vedere tutte le partite del Megara e sognavo di diventare il presidente del Megara, nemmeno un calciatore, ma il presidente del Megara. E questo si è avverato, come dire, i sogni a volte si avverano. Come allenatore ho portato la squadra in serie superiore insieme a Pippo Scorsese, e si può dire che era un figlio il prodigo. Dove andavo io me lo portavo, insomma. Va. Il primo gol in quel campo l'ho fatto io, sono un rigore. Il Megara ebbe una promozione in Serie D e quindi fecero la tribuna, la seconda tribuna, perché il pubblico diventava sempre più numeroso. Il primo anno è stato un po' tribolato, siamo partiti con 6 punti di penalizzazione e ci davano tutti spacciati. Invece con la squadra che si è costruita abbiamo fatto un bel risultato. Quella è stata veramente l'annata 75-76, l'annata clou. Ad Augusta è nata la prima squadra di calcio femminile, che era l'Iblea Augusta, dove Mariella giocava, ed eravamo i pionieri dell'attività sportiva femminile, perché il calcio femminile era visto con occhi particolari, perché anche ad Augusta, quando le prime partite che noi giocavamo, battute tipo o lavatevi piatta o fatevi servizi, tutte queste cose che a me mi davano un fastidio enorme. Se la prendeva più lui, perché per una sorta di difesa nei nostri confronti, noi non è che ci interessasse per più di tanto, ci facevamo una risata, ma si continuava a giocare. Poi non ti dico come è andata a finire, abbiamo chiuso l'attività perché ne parlò anche la domenica sportiva. Lo stopper dell'Iblea Augusta fugge col presidente, ci fu la fuitina. Ogni tanto, dopo giornate di pioggia, comparivano queste chiazze rosse che noi non sapevamo quello che era. Dopo molto tempo ci hanno detto che questa era perite e che poteva essere pericolosa. Ci cascavamo dentro, uscivamo rossi. Il campo viene realizzato con la pirite proveniente dagli stabilimenti industriali della Sincat, impianti che producevano questo materiale che, devo dire, all'epoca non si sapeva quali potevano essere le caratteristiche, quali danni avrebbe potuto creare questo materiale. Allora arrivavano questi camion che servirono a colmare la salina dove doveva nascere il campo sportivo. Io ricordo da bambino prelevavamo la pirite con le carriole e poi con le mani tracciavamo un campo sportivo che noi bambini ci costruivamo, l'abbiamo toccata con le mani, ecco. La consapevolezza che in realtà non si era trattato di un beneficio per la città, ma sicuramente di un materiale altamente inquinante, porta anche a decidere la chiusura del campo Fontana. La debacle, nel senso che il calcio è morto, per un periodo non abbiamo avuto calcio ad Augusta, abbiamo perso un bel po' di classi di calciatori, tant'è che abbiamo dovuto sempre attingere a calciatori non augustani. È stato sottratto un pezzo di vita a diverse generazioni. Abbiamo avuto un voto di 20 anni.
I pregevoli risultati ottenuti dalla struttura commissariale alle bonifiche delle discariche abusive, con oltre il 90% dei siti affidati messi in sicurezza ed espunti dalle procedure europee sanzionatorie, sono significativi per motivazioni sociali, economiche e ambientali. Risparmio finanziario in termini di cancellazione delle multe europee, restituzione dei territori bonificati alle collettività, salvaguardia dell'ambiente con abbattimento ed isolamento delle fonti inquinanti. Non avevo capito proprio tutto di quel filmato che avevo trovato facendo ricerche, ma a quanto pare lo Stato pagava una multa all'Europa per il nostro campo contaminato e volevano fare la bonifica. Ma in città nessuno ci credeva. Ho sentito che devono fare la bonifica del campo Fontana. Sono anni che se ne parla, non la faranno mai. Rifanno il campo Fontana? Magari. Non ci credo. Quello lo rifanno solo nei sogni. I soldi si perdono prima di arrivare qui. È ufficiale, rifanno il campo Fontana. Ufficiale? Qui è ufficiale solo il caffè. E invece una mattina è successo il miracolo, quello delle persone che si uniscono per salvare qualcosa. Il primo giorno che siamo arrivati l'impatto ovviamente era una giungla, che ha aperto il cancello che stava cadendo, che era messo lì, non l'aveva aperto mai nessuno da quell'epoca ovviamente, e c'era di tutto all'interno. C'è stato un episodio simpatico che il proprietario di un bar vicino al campo sportivo dice: oh, non ce la farete mai, se riuscite a montare le tribune vi porto i pizzoli e le mangiamo tutte assieme. Sì, erano scettici, passavano il primo giorno, avete messo i cartelli, adesso ora tra una settimana vi fermate, ma la scritta, cioè dove la scritta? L'avete buttata? No, la scritta l'abbiamo conservata. Oh, mi raccomando, ci teniamo, quella è la nostra storia. Ahimè, io non ho tantissimi ricordi. L'unico ricordo è questo lungo muro di recinzione diroccato, perché era quello per me il campo, perché non l'ho potuto, diciamo, vivere. Il campo Fontana era una cicatrice, una ferita aperta per gli augustani. Vi era quest'area in cui erano state create delle condizioni di estremo pericolo. Ecco, alla fine però lo Stato alza la testa e decide di provvedere. La struttura commissariale ha fatto un lavoro eccezionale, supportandoci anche nei momenti di sconforto, che ce ne sono stati parecchi. Il percorso è stato ricco di imprevisti legati più che altro al meteo. Siamo stati soggetti ad allagamenti nella zona dove insiste il campo, siamo stati soggetti a trombe d'aria, che però siamo riusciti sempre, in sinergia con la direzione lavori, con tutti gli operai, le altre ditte, ad affrontare il problema e risolverlo nel più breve tempo possibile. Il tenente colonnello Papotto è stato fondamentale, ci ha spinto, ci ha spronato. Una bella squadra, un bel team di persone, una comunicazione eccellente. Sono situazioni che potrebbero e dovrebbero ripetersi più spesso probabilmente. Il sogno personale che la struttura commissariale, quello che ha fatto l'Augusta, lo possa fare in tutti i siti rimanenti contaminati italiani, è qualcosa che fa sperare che comunque c'è sempre il modo per risollevare la testa e ricominciare a camminare per come si dovrebbe camminare, ecco, dare ai cittadini quello di cui hanno bisogno sostanzialmente. Fiducia nelle istituzioni. Ciò che abbiamo realizzato l'ha realizzato l'amministrazione pubblica. Perché abbiamo lavorato, abbiamo pensato, abbiamo studiato, abbiamo fatto, realizzato quelle cose che hanno portato a spendere bene quei soldi. Se c'è l'impegno e c'è la voglia si può fare. La città di Augusta raggiunge due obiettivi. Il primo è bonificare e confinare un'area contaminata, ma il secondo è il recupero di un impianto sportivo, che vuol dire aggregazione. È una favola a lieto fine, lo possiamo dire. Oggi restituiamo questo luogo dello sport che diventa anche un riscatto per una città che non ha avuto il campo di calcio perché nel sottofondo c'erano dei materiali che non dovevano starci. Va dato grande merito al generale Vadalà, al colonnello Papotto e all'amministrazione che è riuscita a trovare delle persone che hanno ascoltato, e non è scontato trovare questa sinergia tra tutti gli enti coinvolti.
anche con la città, perché sono stati anche come dire, anni di attesa, anni di coinvolgimento del territorio circostante, ma oggi siamo tutti lì a tifare per l'unico colore che è della nostra città, che è quello nero-verde, che è il cuore di ogni augustano. Quando si aprirà il cancello e sarà a disposizione della popolazione, per noi sarà un sollievo, ma soprattutto sarà la soddisfazione di dire: ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta. Ci sono voluti mesi, anni, lo Stato, il Comune, la Regione, le associazioni, tutti insieme come una squadra. E allora ho capito che il recupero di quel campo era un miracolo fatto di mani, di voci, di una città intera che tornava a crederci. Ricordo 8 anni fa, quando abbiamo iniziato e siamo venuti per la prima volta qua ad Augusta, erano macerie. Nessuno ci credeva quando nel 2017 questo campo era invaso solamente da cenere di pirite e solo il degrado governava sull'intero campo, che era interdetto a qualunque tipo di attività ormai da 40 anni. E allora ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cominciato a lavorare. Quando dicemmo che oltre alla bonifica avremmo anche restituito le attrezzature sportive, c'era un po' di scetticismo da parte di cittadini e istituzioni. E invece proprio i cittadini e le istituzioni ci hanno aiutato a realizzare questo miracolo. Il metodo di questa missione dell'Arma è proprio la sinergia. Oggi, dopo 8 anni, siamo 19 militari e 7 esperti per 81 discariche abusive, ma per tante altre discariche che stiamo curando non ce l'avremmo mai fatta da soli. Oggi possiamo restituire a quei cittadini, a quelle istituzioni, un campo sportivo, attrezzature sportive, spogliatoi, tribune, spalti, un luogo di aggregazione per tutta la cittadinanza. La città di Augusta voleva un campo sportivo rifatto, un campo sportivo nuovamente come per un tempo, l'abbiamo realizzato. Se l'avessimo pensato solo noi non ci saremmo arrivati, perché non viviamo il territorio. Abbiamo fortemente voluto, oltre alle attrezzature sportive, una parte della porzione di questo territorio proprio come luogo aggregativo, con un punto di ristoro, con un punto dove la cittadinanza potesse aggregarsi, ma lo sport lo sappiamo, lo sport è aggregazione. Questo è davvero un campo di miracoli. Gli addii sono sempre difficili, ma a un certo punto un uomo è anche stanco, no? Nel 2009 Orazio Russo ha deciso di smettere con il calcio. Nella sua carriera ha giocato molte partite durissime, una volta dopo un contrasto ha anche rischiato di morire. Avete presente Eriksen? Arresto cardiaco e boom, faccia nel fango. Per fortuna un uomo di Mr. Foti, tale Bruno Scarlata, gli ha praticato un massaggio che lo ha riportato indietro. Adesso ha 36 anni, meno capelli di quando ha cominciato, e dolori articolari che gli ricordano che sì, è un vecchio calciatore. Il Catania gli fa sapere che se avrà pazienza, un giorno sarà dirigente, ma nel frattempo ce l'hai un borsone? Sì, ce l'ho. No, scherzo, che c'entra, te lo diamo noi. Il punto è che se vuoi venire ad allenarti al campo con i ragazzi, ci fa piacere, una porta per te è sempre aperta. E allora Orazio al campo ci va.
Il primo che incontra è Antonino Pulvirenti. Adesso nella vita ci sono alcune cose che cambiano mentre altre restano sempre uguali. Nel 1999 Pulvirenti è presidente della Cireale e chiama Russo per una gagliarda Serie C2. Orazio ha calcato ben altri campi nella sua vita, però accetta. 10 anni dopo è Orazio che sta tramontando mentre Antonino è presidente del Catania in Serie A. Da lontano gli dice: "Io non ne volevo uno come te, io ne volevo 11. Si riferisce al 2005. Orazio ha 32 anni e viene da 2 stagioni di alto livello in Serie B, quando magari qualcuno gli aveva dato del bollito, e queste 2 stagioni culminano con un gol sotto la pioggia al Vicenza che salva il Catania da una sconfitta. In quella squadra c'era anche Mascara, che adesso è capitano e uno dei migliori siciliani di sempre nella massima categoria. Insieme hanno ottenuto un traguardo straordinario. Il Catania non giocava la Serie A da moltissimo tempo. Orazio aveva 10 anni ed era in cucina con sua madre. Le diceva che da grande avrebbe voluto fare il calciatore e le mostrava il diario: "Guarda mamma, questa è la firma, la sto allenando perché servirà". E sua madre, per motivarlo, gli diceva: "Bello, bello l'autografo, ma sappi che non sono in molti a partire da dove stai partendo tu e ad arrivare dove vuoi arrivare tu". E così Orazio cominciava ad allenarsi con sempre maggiore determinazione, quando magari i suoi coetanei mercanteggiavano una serata libera per andare al cinema a vedere Scarface. Invece Orazio va a letto presto perché la domenica c'è la sua piccola importantissima partita delle giovanili. I grandi sono coloro i quali fanno quello che vogliono nella vita e come tutti i grandi Orazio ha capito che quell'atteggiamento sarà il mattoncino che gli permetterà di tirar sulla casa. Al campo del Battiati lo aspetta il mister Vincenzo Fazio, che come il padre di Orazio, Salvatore Russo, un artigiano, ha svolto lo stesso percorso migratorio dal centro storico, il quartiere dei Cappuccini, fino a quello di Barriera, situato in collina, da dove si vede benissimo il porto. L'inizio di Orazio è l'inizio di tutti i ragazzini del Meridione ed è per questo che può immedesimarsi nei giovani che trova al campo d'allenamento e in particolar modo si riconosce in uno di questi. Si chiama Fabio Sciacca, ha 20 anni ed è nato a Catania, cresciuto però nel quartiere di Librino. Quando Orazio ha cominciato la squadra non era a un livello così alto, però la mentalità dei club in Serie C1 era un po' diversa, c'erano molti ragazzi locali. Ve ne cito un paio. Del 1992 c'è Gaspare Cacciola, che è residente di Solarino, e poi c'è Nunzio Latorre, anche lui di Catania, di Piazza Caduti del Mare, altrimenti conosciuta come il Tondicello della Playa o ancora come il Passo dei Ladroni. Nunzio la mattina lavora in pescheria e poi il pomeriggio va a giocare con i rossazzurri. La sua storia è tanto particolare, magari ci riserveremo di raccontarla in futuro, in uno spazio apposta. Orazio invece in quel momento ha solo 2 pensieri, uno è il pallone e l'altro è Manuela, la sua fidanzata. Stanno insieme da quando hanno 15 anni, che cosa saremmo d'altronde senza l'amore? È lei che lo osserva durante tutto il suo percorso, che comincia a diventare calcisticamente interessante quando Boninsegna, il coach della nazionale Under 21 di Serie C, lo convoca in pianta stabile. E poi la sua fama esplode quando Massimino, nel dicembre del 92, organizza un amichevole contro la Juventus, allenata da Trapattoni e giocata da campioni come Baggio e Vialli. Il Catania chiaramente perde, ma segna un gol, e quel gol lo segna proprio Orazio Russo. I suoi ammiratori crescono, e in particolare ce ne sono 2. Uno è Mimmo Cataldo, direttore sportivo del Lecce, e l'altro, invece, è Rino Foschi, che lavora per il Modena. Di imbastire una trattativa non se ne parla perché Massimino è anche troppo geloso dei suoi campioni, però il 1 agosto del 1993, mentre i commercianti stanno montando le loro bancarelle in piazza Grenoble, si diffonde la notizia dell'esclusione del Catania dai campionati professionistici e a questo punto Mimmo Cataldo vola dritto in Abruzzo, dove il Catania si sta allenando, e offre a Orazio un triennale da 400 milioni di lire per giocare con il Lecce in Serie A. Adesso Orazio di anni ne ha 20 ed è spaccato in 2 perché da una parte vorrebbe rimanere nella sua squadra del cuore mentre dall'altra vorrebbe spegnere quelle voci che ha nella testa e che gli dicono che lui a certi livelli non ci può giocare. Questa confusione si dirada quando tutti i ricorsi vengono respinti e il Catania ufficialmente nei dilettanti. Allora Orazio
va in Salento, ma torna sempre, ogni fine settimana. Quindi altro che immedesimarsi, Orazio potrebbe raccontarci tutti i pensieri di Fabio, uno per uno, le grandi paure, i grandi sogni. In quel periodo io scrivo un articolo per il giornale della scuola che parla di Sciacca che ha colpito un palo a Lecce, è andato vicinissimo al suo primo gol da professionista, e in quel momento non so che un altro ragazzo catanese che è disperso nei campi di allenamento tempo addietro ha compiuto effettivamente questa impresa. Era il 31 ottobre del 1993 e Orazio non si limitava a segnare un gol contro l'Atalanta, ma ne faceva 2 e nell'arco di 11 giorni ne avrebbe segnati 4 nel campionato nazionale che in quel periodo storico è forse il migliore al mondo. Fuori dal Via del Mare ci saranno dei ragazzi che gli chiederanno il benedetto autografo e in quel momento lui si ricorderà di quando era bambino ed era in cucina a parlarne con sua madre. Hanno dato un peso all'anima ma non ai ricordi, eppure Orazio, come tutti noi, se li porta dietro mentre si allena alla massima intensità possibile, nonostante per lui non ci sia nulla da vincere, perché nella vita certe cose cambiano mentre altre rimangono sempre uguali. Lui da bambino ha imparato a trasformare la sua fame in determinazione e la determinazione in professionalità, e queste non sono cose che si dimenticano. Dal canto suo il Catania sta andando veramente molto male, tanto che 9 esperti su 10 sono convinti che a fine anno la squadra retrocederà tutti tranne uno, e questi è Pietro Lo Monaco, il direttore sportivo del team, che dice: confermate gli abbonamenti per la prossima stagione perché noi non andiamo da nessuna parte. E per tenere fede a queste parole ha in mente 3 mosse. La prima è un giovane Sinisa Mihajlovic allenatore. Punta centrale l'argentino Maxi Lopez. Chi? E maglia numero 20 ad Orazio Lorenzo Russo. Ma come? Ma c'avevi 40 anni, ma poi in realtà sono 36. Ma una maglietta, ma si vede che la società non ha intenzioni. Se non siete catanesi ci sono i sottotitoli. È chiaro che sia una mossa simbolica, ma la società ha scelto di premiare Russo anche semplicemente per far vedere a chi non lo sa che cosa vuol dire essere un giocatore del Catania. La squadra comincia a ingranare, stavolta a proposito delle cose che cambiano, è come se cambiano. La Lazio oggi è seconda, ma all'epoca era terzultima in classifica, e nello scontro diretto all'Olimpico il Catania vince e inanella una serie positiva di risultati abbastanza lunga da arrivare allo scontro con l'Inter, straordinariamente in forma. Il Catania batte la squadra di Mourinho 3-1 con gol di Maxi Lopez, Mascara e Malaca Martinez. Morale della favola: il Catania si salva con 2 giornate di anticipo. Aveva ragione Pietro, alla fine aveva ragione Lo Monaco. Si chiude il 16 maggio in casa contro il Genoa e Orazio non dorme dall'11 perché questo momento l'ho aspettato per tutta la vita. Se n'è preso cura con la pazienza di un ebanista, smussando gli angoli, i dettagli, e adesso è lì, a portata di mano. Ma c'è un rovescio della medaglia che, per quanto romantica sia, è pur sempre una fine, e Orazio deve avere il coraggio di guardarla negli occhi, perché dal giorno dopo sarà tutta un'altra storia. Trasmettere questo senso di appartenenza credo che a me viene facile, perché ce l'ho sempre avuto io, quindi però è una cosa su cui veramente cerco di battere ogni giorno con tutti i ragazzi. Camminavo stretto alla tua mano, tra i vicoli che sanno di sale e di mare. Mi dissesti guarda su, non aver paura, e vidi un gigante di pietra scura. Il liotro lì, fermo nel tempo, guardava la città sfidare il vento. Papà, ma vola, ti chiesi piano, mentre il sole scendeva sull'Etna lontano. E poi quel rumore, come un tuono che sale, non era il vulcano, non era il maestrale, era un grido solo, una voce profonda che ti prende l'anima e poi ti circonda. E vidi il mondo farsi rosso-azzurro dentro uno stadio che sembrava un sussurro, trasformato in boato come una preghiera sotto la cenere di una bandiera. Catania mia, un cuore che batte forte, voglio correre lì, sfidare la sorte, con la maglia addosso il sogno di un bambino, diventare io stesso il tuo
Ho apprezzato il comportamento di alcuni ragazzi che sono stati già nel Catania anche negli anni precedenti, che hanno, quando è iniziata la nuova stagione con la nuova società, hanno preferito proprio rimanere qui invece di magari tentare di andare a fare qualche provino fuori, e io, questo per me è una cosa importante, questa è la cosa che in questo momento mi viene, la prima cosa in mente che mi viene di dire, questo comportamento, questa voglia proprio di ripartire, anche perché l'entusiasmo è a 1000 da parte di tutta la città, ed è una cosa fondamentale per il mio lavoro. Mi portasti sui gradoni tra la gente, dove il tempo si ferma e non conta più niente. Vidi 11 cuori rincorrere il vento, e il prato era un tempio in ogni momento. Non erano solo calci a un pallone, era il sangue della terra la nostra missione. Un giorno papà sarò io su quel campo, con la forza del fuoco e la luce del lampo. Sai, Catania non è solo una città, è un modo di sentire, è la vita che va. E vidi il mondo farsi rosso-azzurro, dentro uno stadio che sembrava un sussurro, trasformato in boato come una preghiera, sotto la cenere di una bandiera. Catania mia, un cuore che batte forte, voglio correre lì, sfidare la sorte, con la maglia addosso, il sogno di un bambino, diventare io stesso il tuo destino. Siamo tutti siciliani, siamo di Catania, culo fuoco dintre, la forza anda l'anima, rosso come il fuoco, azzurro come il mare. Papà, grazie per avermi insegnato a sognare.